La buona scuola di Renzi va nella giusta direzione? Decisamente no, ahimè. Intanto rivendico che la buona scuola si sta facendo, anche se ci sono enormi difficoltà che discendono da continui tagli alla scuola, questo bisogna dire. E purtroppo dentro questo DDL ci sono alcuni elementi di attacco profondo. È l'impianto di questo DDL che non funziona, infatti noi diciamo che non è emendabile purtroppo questo DDL, attacca in profondità il sistema democratico della scuola. E cosa significa? L'impianto degli organi collegiali, la collegialità nella costruzione del piano didattico significa il cuore, traduce il cuore del fare scuola, traduce il cuore di quella costruzione delicatissima che è la costruzione del piano didattico, del piano di formazione e l'equilibrio e l'ascolto con gli studenti. Se noi andiamo a intaccare quello, intacchiamo davvero la qualità della scuola, la qualità dell'istruzione. Purtroppo questo DDL invece demanda in toto, completamente, non soltanto la dimensione finanziaria e economica, la responsabilità finanziaria e economica della scuola, ma demanda al dirigente scolastico la responsabilità anche del piano di formazione, la responsabilità dell'assunzione dell'insegnante senza alcun paletto, senza alcuna regola, senza alcun riferimento. E tutti questi elementi messi insieme, noi li mettiamo tutti insieme, traducono una idea anche, non solo verticistica, diciamo, che è esattamente antitetica a quello che ci insegnano pedagogisti, ci hanno insegnato trattati di didattica, che la scuola e l'istruzione, la cultura si costruisce sulla collegialità e sulla cooperazione.